Un decreto del Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 marzo lo stato di emergenza per il Covid-19. Il provvedimento, composto da 11 articoli, proroga tutte le misure, incluso il Super Green Pass in zona bianca. Rimarranno dunque esclusi e non vaccinati tutte le attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, le discoteche e gli stadi. All'interno del provvedimento sono inclusi fino al 31 marzo la limitazione per gli spostamenti delle persone con la chiusura di parchi, cinema e teatri fino allo stop alle cerimonie, lockdown e quarantena ai soggetti che hanno avuto contatti e ai soggetti particolarmente a rischio. Figliuolo è stato nominato alla guida del comando operativo di vertice interforze e rimane commissario straordinario dell'emergenza Covid fino al 31 di marzo. Nell'esercizio dei poteri dello stato di emergenza, il capo di Dipartimento della Protezione Civile del commissario straordinario Figliuolo adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19.